Il clima è quello delle grandi occasioni, la location unica, il capannone storico del petrolchimico, mensa degli operai e luogo di assemblee sindacali infuocate ai tempi delle dismissioni della chimica. Oggi diventa il luogo della rinascita, una nuova vita industrialmente ecocompatibile. In una prospettiva di una industria, di una imprenditoria, un'industria non più inquinante come lo è stato in passato, d'altra parte i tempi e le culture passano. Dopo anni di trattative alla fine si è giunti alla firma del contratto preliminare con cui Eni cede al Comune di Venezia e alla Regione Veneto oltre 100 ettari di aree industriali dismesse, area ex Syndial, società dell'Eni nata dalle ceneri di Enichem, di sua proprietà a Porto Marghera, per l'avvio di nuove attività produttive. Sembrava un risultato impossibile. Abbiamo trovato lungo la strada delle persone che hanno capito che questo non poteva non essere questa la strada giusta. Il preliminare di compravendita è dunque la premessa per la costituzione di una società mista, comune e regione, a cui saranno intestate le aree cedute, società mista alla quale spetterà poi di mettere le stesse aree sul mercato a prezzi appetibili. Ci sono molti investitori che si sono fatti vivi sia con la regione sia con noi e al più presto attiveremo le procedure per rendere concreta questa operazione. Non manca Orsoni di lanciare una frecciata agli industriali presenti alla firma con il presidente di Confindustria Venezia, Matteo Zoppas. Si recuperano delle aree e si mettono a disposizione di chi vuole investire. Adesso vediamo se gli industriali fanno degli annunci o se siamo noi. La società mista dovrà garantire, grazie ai provvedimenti di semplificazione dell'ex ministro Corrado Clini, anche costi certi e contenuti di bonifiche e di messe di sicurezza ambientale. Oggi siamo riusciti a dare un grande impulso al fatto che Marghera torni a essere quel polo industriale italiano che è sempre stato e che deve continuare a essere.